La notizia di Roberto Cecutto come presidente della Biennale non può che fare felice le giornate degli autori e anche il sottoscritto. Intanto perché Roberto è veneziano, poi perché non è solo un uomo di cinema, è un grande conoscitore e appassionato d'arte, esperto di teatro, appassionato di musica, competente, grande manager. Anche il veneziano Giorgio Cosetti, direttore delle giornate degli autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, plaude alla nomina di Roberto Cecutto a presidente della Biennale. Insieme a Andrea Purgatori, che è il nostro presidente, e a Roberto Barzanti, che è stato il fondatore e il presidente delle giornate nel 2004. Questa è l'occasione per dire grazie al presidente Baratta, grazie al direttore Andrea Del Mercato, perché in tanti anni, non sempre facili, di leale competizione con i vari direttori della Mostra del Cinema, non è mai mancata una lealtà e una fiducia da parte della Biennale, e Baratta è stato uno straordinario, grandissimo presidente. Le giornate degli autori torneranno anche quest'anno al Lido dal 2 al 12 settembre in occasione della 77esima Mostra del Cinema. Stiamo finendo di preparare il regolamento di quest'anno, abbiamo rinnovato la convenzione con la Biennale per 3 anni e dal 10 di febbraio apriamo le iscrizioni per i nuovi film delle giornate degli autori. Presto per raccontare ancora novità, cominceremo al Festival di Berlino a misurarci un po' tutti, ma non troppo presto per dire in bocca al lupo a tutta la Biennale, perché il successo della Mostra del Cinema è il successo di tutti.